Ricominciamo da qui, ricominciamo dal teatro, dalla musica, ricominciamo con un ospite che ho conosciuto poco tempo fa tramite delle amicizie, proprio entrando nel mondo del teatro, è Max Bazzana. Ciao Max. Ciao Bruno. Come stai? Bene, bene. Bene. Dai, Allora, conosco Max Bazzana tramite una mia amica che mi ha telefonato con grande passione e deve essere anche innamorata di te, Max. No, spero che c'è, come dire, un affetto profondo, perché una mia allieva, e fra l'altro il marito è anche stato anche lui È anche mio amico. mio allievo di teatro, Cioè, ma sono io delle dico- persone molto Io dico innamorata del in tuo... senso platonico, sì, no, certo. no, del tuo lavoro, del tuo modo di essere, della Certo. tua musica, del tuo teatro, e sei riuscito anche a coinvolgere. Si chiama Margherita. Sì, è una delle mamme che ha partecipato a un progetto che si chiama Bimbi Grandi Leggono, un progetto nato all'interno di un progetto più grande che è arrivato nel momento, che è nato nel momento della pandemia, che si chiama Un metro da voi. Abbiamo creato sostanzialmente un gruppo Facebook e una pagina YouTube dove alcuni artisti, che adesso state vedendo mi pare anche dal video che sta passando, Sì. insomma, da varie parti d'Italia hanno deciso, insomma, di stare insieme in un momento in cui non sapevamo più assolutamente che cosa fare. Ecco, quello che mi ha incuriosito di te, del vostro gruppo, è proprio il dedicarsi ai bambini, alle fiabe, Sì. al cercare di tirar fuori dal grande disastro che ha creato psicologicamente questa pandemia i bambini, e quello è molto importante. Noi l'abbiamo fatto con le imprese, l'abbiamo fatto col teatro, l'abbiamo fatto con gli adulti, non abbiamo mai coinvolto i bambini. E mi è piaciuto questo vostro, chiamiamolo, modo di aiutare i bambini ad uscire da questo problema psicologico, e allora ecco che vi ho contattati, difatti sei qui. Sì, diciamo che la cosa principale, come dire, in tutto il periodo di chiusura, effettivamente con i media eccetera, le voci che si sentivano sono quelle degli adulti, bambini e adolescenti non si sono mai percepiti, e il desiderio, lavorando, ormai sono 20 anni che lavoro nelle scuole, so che la necessità, specialmente dei bambini piccoli, è quella di vedere con chi hanno a che fare, le persone amate eccetera, quindi l'esperienza è nata su questo, prima leggendo, dopodiché si è deciso di creare dei live, su cui poi magari parliamo, anche Margherita, che si diceva prima, ci ha partecipato la settimana scorsa, dei live in cui in maniera interattiva da casa parlavano con noi i genitori, con i figli accanto, insomma. E abbiamo, fra l'altro, e questo qua che state vedendo sono le storie della buonanotte, è stato il nostro piccolo primo esperimento format in cui raccontavamo in diretta, leggevamo e musicavamo una cosa, devo essere sincero, che sembra banale, però siamo in due posti, lei e Martina, la mia collega, siamo in due posti differenti, ognuno a casa sua, e io riuscivo a suonare in diretta e mandavo io il segnale fuori, quindi una cosa che pochi hanno fatto con i pochi mezzi, ovviamente, perché non siamo una TV che avevamo a casa, e quindi c'è stato questo appuntamento che ha cominciato a essere seguito sempre di più, le famiglie hanno partecipato, cominciavano a scrivere, poi in diretta mandavamo i messaggi, e poi ci sono stati altri format che si sono seguiti, quelli di cui parlavamo prima con Margherita. Con questo gruppo di genitori hanno deciso di creare delle fiabe, anzi di leggere delle fiabe, e ognuno di loro ha creato un video con questa fiaba da dedicare ai bambini, quindi abbiamo creato dei momenti in cui loro spiegano che cosa hanno fatto, come è nata l'idea, e poi mandiamo in onda i video con i commenti sotto di chi partecipa. Ho visto quello di Margherita con dei mezzi semplici, Sì, con sì. cellulare, ha fatto una cosa simpaticissima, insomma, a parte che lei è già nel mondo delle fiabe di per sé. Sì, è molto fantasiosa, Sì, è molto sì. fantasiosa E ed coinvolge entusiasta. anche i suoi bambini. È Assolutamente. molto bello questo, e probabilmente
facendo parte di questo tuo gruppo, ha espresso anche la sua anima, insomma. Sì, assolutamente. L'intento è, per quanto mi riguarda, insomma, cercare di far esprimere il più possibile le persone con la propria emotività, che è l'altra parte fondamentale. Noi siamo spinti da bisogni, dalle cose invisibili, no? E molto spesso stiamo in realtà attaccati alle cose concrete, ma qualsiasi cosa nasce anche in questo momento, siamo governati da delle emozioni e agiamo. E con questo gruppo di genitori, appunto, ho cercato di fargli emergere i bisogni di stare assieme e di comunicarlo poi appunto ai bimbi. E con la difficoltà di coinvolgere i genitori, cioè dai, vieni, facciamo qualcosa insieme, ma no, ma io non ho mai fatto, ma no, ma io ho paura della telecamera. Sì, E poi invece è diventato, diciamo che un passo, ovviamente, allora purtroppo, come dire, c'è un'idea che fare teatro è quella cosa che si fa da bambini, no? La maestra ti fa imparare una poesia e tu devi fare l'albero, no? Ed è traumatico. In realtà fare teatro è un percorso, no? Quindi arrivare a fare questa cosa, Margherita come tutti quanti erano in super ansia di fare questa cosa davanti a una telecamera, anch'io insomma non è che sia sempre semplice, però come dire è l'ultimo passo di un percorso, non è come dire dobbiamo fare sta cosa, prima lavoriamo su di noi e poi questa cosa bella che abbiamo creato ha come conclusione quest'ultimo step, quindi diventa una cosa naturale, se non la facessero si sentirebbero che manca qualcosa insomma. qual è stato il momento più emozionante in questo periodo? Non lo so se tu sei riuscito a coinvolgere i bambini, a far parlare dei bambini. Allora sì, ovviamente per privacy, come dire, non possiamo mettere delle immagini, no? Però con un altro format che abbiamo ideato mandiamo 5 parole a casa e nel giro di una settimana ci devono arrivare delle storie che noi leggiamo. E si è creata, penso qua, ecco, un altro momento della settimana scorsa, è proprio Margherita che sta leggendo un ringraziamento da parte di tutti i genitori a me, questa è stata una cosa che mi ha fatto un po' commuovere, sia in diretta sia quando l'hanno fatto poi a prima pizza che abbiamo avuto modo di fare assieme. E dicevo però la cosa che mi ha emozionato tanto è il riscontro dei bambini, no? Che ci mandano ancora storie, disegni, ringraziandoci, chi mi conosce anche per lavoro, nel senso bambini che ha il maestro Max, per fortuna che ci siete perché in questo periodo brutto, insomma delle frasi molto importanti che come dire ripagano proprio l'animo perché quello che sto facendo, che stiamo facendo sentiamo che è importante. Certo. Avrei preferito fare anch'io questo tipo di programma piuttosto che fare quello che ho fatto l'ho fatto con passione perché ho sentito le chiamiamole lamentele delle drammatiche storie degli adulti, delle partite IVA, delle persone che vivevano in momenti drammatici. Certamente lavorare con i bambini deve essere più gioioso, insomma, anche perché loro sono incoscienti, perciò vivono ma non vivono, e se noi li aiutiamo a viverla bene quella storia. Diciamo che il problema in realtà è che noi, questo è un problema che riguarda un po', abbiamo lavorato anche con gli adulti, c'è anche una cosa che abbiamo fatto, magari poi la dico velocemente, il problema fondamentale con i bambini che poi si riversa nell'adulto che sarà è il rapporto con la paura, no? Creare delle paure nei bambini è una cosa semplice e veloce, il problema poi è estirparle, è una cosa drammatica, perché poi le paure, io dico sempre la paura è un segnale come il segnale dell'automobile che dice guarda che sei in riserva, no? Non è che io posso fermarmi di colpo, mi dice che potrebbe esserci, sarebbe incosciente fare 30.000 chilometri, però insomma è giusto andare al distributore, insomma non fermarsi lì. E quindi le paure devono essere come tutte le emozioni, insomma percepite e governate. Con i bambini questo è il lavoro più importante in questo periodo, in questo momento, è lavorare su questo, per dire che ci sono delle emergenze, però la vita continua, ci sono delle cose buone, ci sono anche delle strategie per uscirne. Dicevo degli adulti e mi collego velocemente al discorso della paura, stiamo facendo questo piccolo esperimento, chiamiamo saggio di fine corso online, si chiama Radio del Carso, che mandiamo in onda il venerdì, dove degli adulti in questo periodo che mi hanno seguito hanno cercato in figure dal vicino di casa al capo ufficio
visto come hanno reagito determinate persone così, e in maniera pazza, perché ci sono stati tanti atteggiamenti abbastanza estremisti, insomma, no? E quindi in questa Radio del Carso c'è questo speaker radiofonico triestino, un falso triestino, che parla appunto con questi personaggi strani, che però sono reali, perché teatralmente sono un po' pompati, però in realtà sono tutte persone che nella realtà hanno dalla bidella muta, che in realtà è sordomuta, che in realtà è stato, non posso dire chi è, insomma, però era una persona reale, non era una bidella, ai capo uffici strani che maltrattano i dipendenti, insomma, sono tutte cose reali, pompate, però insomma che definiscono un po' i rapporti di noi adulti con la paura, che cosa ci portano a fare, insomma, che però è anche una riflessione di come siamo noi, insomma, sostanzialmente. Allora, io ritengo che dedicare degli spazi per la crescita dei nostri figli, i nostri nipoti, sia doveroso, e trovare persone come te, come voi, squadra, come te, che riesci a coinvolgere anche dei gruppi di persone che lavorano con questa mentalità di dar gioia ai bambini, di cercare di educarli nella maniera giusta, piuttosto che lasciarli per le strade o davanti a un cellulare a giocare con i soliti giochi poco educativi. Questo a me piace, potremmo anche collaborare su questo, e io voglio vedere se non riusciamo a trovare qualche sostegno, qualche sponsor che abbia l'anima l'anima buona per poter educare, per poter dare del sostegno appunto a voi, a noi che ci occupiamo dei bambini. Poi siamo verso la fine, però non certamente sarà l'ultima volta che ci vediamo, perché ho intenzione di proporre con te delle cose importanti nuove in futuro. Grazie. Vuoi così chiudere raccontando qualche aneddoto ancora o qualche idea che hai? Sì. Allora, oddio, adesso aneddoti ce ne sarebbero tanti, magari forse anche poco comprensibili per chi magari non ha visto, perché la cosa ha funzionato molto legandola alla piccola comunità, nel senso che c'era la comunità dei bambini magari delle elementari che era interessata, insomma è molto a pezzettini, però la cosa funziona tanto. Io penso che si debba un po' ripartire da questo, insomma. La cosa che mi piacerebbe che faremo, insomma, adesso cominceremo nella pratica, finalmente lunedì anche noi cominciamo a lavorare realmente, insomma, non solo virtualmente, con un centro anche il necessario per comprare il pane e per pagare le bollette, esatto, perché tutto questo che abbiamo fatto l'abbiamo fatto per grazia dei, insomma, ma continueremo ancora a farlo per grazia dei, perché è una cosa, diciamo, fatta in casa, perché abbiamo però voglia di continuare visto il successo e anche l'importanza che ha avuto sia per noi sia per chi ci sta seguendo, e quindi vorremmo fare dei piccoli format che, come dire, seguano alcune vicende concrete. Non so, adesso il centro estivo per esempio non potranno mai i genitori venire dentro a vedere cosa fanno i bambini, quindi l'idea è di creare un piccolo format che mostri in maniera giocosa e, ribadisco, interattiva con chi è a casa, non solo io faccio vedere e gli altri guardano, insomma, le attività, e da questo poi verranno fuori altre cose, le favole, le storie inventate, tutte queste cose che... Sarei curioso di sentire una storia, cioè di leggere, vedere come un bambino imposta il suo racconto, la sua storia, che poi naturalmente viene elaborata da voi. Sì, no, ma in realtà nelle storie delle 5 parole abbiamo letto di tutto come ci arrivava, quindi anche cose relativamente sgrammaticate, senza senso, no? E fra l'altro, vabbè, li cito perché abbiamo finito la settimana scorsa questo format, però ci sono stati 2 bambini, Alessandro ed Elia, che ci hanno seguito dalla prima puntata e hanno avuto un'evoluzione, tant'è che scrivevano delle storie di settimana in settimana concatenate. E Elia è diventato un nostro piccolo eroe perché ogni settimana ci mandava delle pillole british, cioè delle battute che ci facevano ridere, no? Adesso non so, c'è anche nei video mandati, magari poi uno li ricerca, e noi aspettavamo con ansia di ricevere da sto Elia, insomma, queste 3-4 battute settimanali per farci una risata,
e quindi c'è stata anche proprio una crescita intellettuale di questi bambini che ci ha molto colpito e divertito, insomma. Allora, io ti aspetto ancora volentieri, con Margherita, grazie. vediamo di raccontarci, raccontarvi, raccontare ancora la vostra storia e collaborare insieme. Questo è anche ricominciare da qui, ricominciare dai bambini, perché se non ricominciamo dai bambini non si ricomincia da nessuna parte. Io direi grazie, Grazie a grazie te. Max, grazie alla vostra, grazie anche ai tuoi collaboratori Sì. e un arrivederci a presto. Ok.